seguire la Gazzetta dello Sport. Salve mister, eccomi. Salve. Buon pomeriggio. Per tutte le implicazioni per Napoli, il discorso dello scudetto, il discorso della salvezza del Lecce, tutte quelle che sono state purtroppo le implicazioni legate alla tragedia di Lecce, insomma, giornata veramente importante domani per tutti, delicatissima, ma può essere la partita più importante dell'anno secondo lei? Ma io penso che mancano 4 partite per tutti, quindi sia per noi che per il Lecce non può essere la partita più importante dell'anno, perché poi ne rimarrebbero altre 3. È sicuramente una partita importante per tutte e 2 le squadre che hanno 2 obiettivi diversi. Sicuramente definire la partita importante mi sembra l'aggettivo appropriato, quello giusto. Gazzetta dello Sport, a seguire Radio CRC. Ben trovato. Sono qua solo. Dal punto di vista calcistico invece, e lei ha giocato praticamente in quasi tutti i moduli, ha cambiato, ha variato, ha sperimentato. E ovvio che non ci dirà la formazione, non mi permetterei neanche di chiedergliela. Però la consistenza che la squadra le ha dato nelle ultime 3 partite, consistenza difensiva parlavo, la spinge a pensare che vada bene così o che forse è il caso di cambiare visto l'emergenza? Ma guarda, noi abbiamo sempre trovato abbiamo cercato nell'emergenza di trovare sempre la formula giusta. Magari all'inizio poteva non essere la formula giusta, come con il Monza, perché con il Monza siamo partiti in un modo e siamo finiti in un altro e poi abbiamo trovato il gol. Quindi non ci sono delle formule infallibili che ti possano dire. So benissimo che tutto dipende dal risultato. Se fa un buon risultato hai scelto la formula giusta. Penso che non sia giusto questo, però cerchiamo di fare di necessità virtù, si dice, quindi cerchiamo di mettere i giocatori migliori e cercare di continuare a fare quello che abbiamo fatto in questo periodo. Non è che abbiamo cambiato tantissimo, diverse volte abbiamo comunque assetto tattico, abbiamo dovuto trovare degli accorgimenti, però l'idea tattica, l'atteggiamento, la voglia, l'applicazione e il gioco che esprimi sono sempre rimaste, altrimenti non avresti i numeri che noi abbiamo, altrimenti non avresti la migliore difesa in Europa. Se ci fosse approssimazione, se non ci fosse lavoro, se non ci fosse studio, se non si cercasse ogni volta di mettere i calciatori nelle migliori condizioni. Radio CRC, a seguire Sky. Salve mister. Salve. Senza dubbio domani è una partita difficile, lei però torna a Lecce, nella sua città, che l'ha vista crescere sia sotto il profilo umano, il giovane Antonio Conte, sia sotto l'aspetto professionale. Come vive Antonio Conte uomo questa attesa di ritornare a Lecce? Grazie. Ma è sempre comunque una partita diversa, no, dalle altre, perché come ha detto lei, io sono leccese, sono nato a Lecce, sono diventato uomo a Lecce, e quindi i sentimenti che ho nei confronti di Lecce, comunque dei leccesi, non me li potrà cambiare niente, nessuno, ecco, qualsiasi cosa si possa pensare o si possa fare. Io rimarrò sempre fedele al sentimento che mi unisce nei confronti di questa città e che mi legherà a vita, anche perché comunque anche se vivo a Torino, ho mamma, papà, ho casa a Lecce quando posso. Nell'anno sabbatico ho vissuto tanto a Lecce perché comunque è una bellissima città, ho gli amici e quindi però sicuramente è una partita diversa perché in quello stadio comunque io ci sono cresciuto, ecco, in quella società io ci sono cresciuto prima di andare da altre parti. Sky, a seguire il mattino. Eccomi,
Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ieri l'abbiamo vista in una progressione davanti ai tifosi, tanta partecipazione popolare, grande afflato con il pubblico, lo ha sottolineato più volte lei. Le chiedo però, insomma, dato che avete il destino nelle vostre mani, se questo senso di responsabilità nei confronti anche dei tifosi della piazza, che ha sempre sottolineato, è aumentato in questi giorni, considerando appunto la grande opportunità che comunque avete. Guarda, il senso di responsabilità noi lo abbiamo dal primo giorno, quindi io l'ho sempre detto, ho dichiarato che avevo ricevuto prima ancora di dare. Quindi l'obiettivo nostro è comunque regalare sempre emozioni al tifoso napoletano. Penso che è giusto sottolineare come l'obiettivo principe di Speranza a inizio stagione sia stato raggiunto con 4 giornate d'anticipo, quindi noi siamo in Champions, che sapete benissimo quanto conti la Champions a livello economico per tutti i grandi club. L'altro obiettivo che ci eravamo prefissati, di cui avevo parlato, avevo detto noi vogliamo dare fastidio quest'anno, quindi altro secondo obiettivo centrato, perché noi fastidio comunque lo stiamo dando in questo campionato. Adesso c'è il terzo obiettivo, è capire questo fastidio, che tipo di fastidio vogliamo dare, se è un fastidio veramente importante o comunque un fastidio che ha tenuto in bilico un campionato. È inevitabile che a 4 giornate alla fine ci troviamo 3 punti di vantaggio. Non dimentichiamo che 2 settimane fa eravamo 3 punti sotto dall'Inter. Questo deve servire a mantenere calma, a mantenere l'umiltà, che non deve mai essere persa dall'ambiente, perché il mondo Napoli deve capire che partecipa tutto insieme a questo campionato. Sta partecipando tutti insieme e stanno dando un qualcosa di onestamente insperato, onestamente, a inizio anno, perché io penso che nessuno si immaginasse una cosa del genere. Però al tempo stesso dobbiamo rimanere compatti, rimanere umili, rimanere con i piedi per terra, perché mancano 4 partite. Io ho avuto esperienze in cui ho vinto e perso scudetti all'ultima giornata, ho vinto e perso scudetti nelle ultime giornate. Il calcio è questo, ci sarà solamente una che vincerà, però, ma ripeto, quello che questi ragazzi hanno fatto in maniera corretta, in maniera umile, senza voli pindarici, andiamo alla sostanza, ecco, è importante la sostanza. Il mattino a seguire la Repubblica. Buon pomeriggio. Buon Sente? pomeriggio. Eccomi. Da giocatore li ha persi Sì. all'ultima giornata. Allenatore non mi sembra che alle ultime giornate lei perda punti quando è davanti. No, io non è che ho perso punti, io ho perso proprio lo scudetto. Da allenatore no? No, da questo calciatore, volevo però dire. Da calciatore, non fa da male allenatore. a prescindere fa male, quindi quando perdi Da allenatore Conte sa vincere gli scudetti. alla fa fine. male. Ma guarda, ognuno di noi penso che abbia la propria storia. Questo non significa che la storia sia un marchio indelebile e sia una cosa che sia obbligatoria. Ci sono gli altri, certo. Qualche scudetto l'ho vinto e stiamo cercando quest'anno di fare qualcosa di immaginabile, di incredibile, che potrebbe sicuramente portare
grande entusiasmo a tutto l'ambiente, lo sappiamo benissimo, sarebbe qualcosa veramente di eccezionale per Napoli, però non abbiamo fatto niente. Il calcio io lo conosco, bisogna fare grande attenzione e per questo motivo il mio monito all'ambiente è, a prescindere, di restare uniti, perché mancano 4 partite, qualsiasi cosa accadrà domani, ne rimarranno 3. Partiamo da una base, saremo in Champions League l'anno prossimo e questo è molto importante. Dopo, oggi ci troviamo a giocarci lo scudetto, deve essere un piacere, deve essere un orgoglio che nel giro di soli 2 anni il Napoli stia tornando a competere per l'obiettivo principe e al tempo stesso non ci affossiamo da soli, ecco, non facciamoci male da soli, perché sarebbe veramente stupido, ecco, anche provinciale. Volevo chiedere di Olivera, se sta provando Olivera centrale in questa settimana e se è un'opzione. Ma guarda, voi sapete tutto, quindi è inutile che vi devo spiegare. Cioè, sono domande fasulle queste, quindi tutto quello che accade qui a Castelvolturno si viene a sapere, quindi vi apprezzo la domanda, okay. Apprezzate la risposta anche, quindi sincera. Okay. La Repubblica, a seguire il Corriere della Sera. Sì, eccomi, sono qui. Sì. No, volevo chiedere, il 3-3 dell'Inter col Barcellona, no? Una partita di cui si parla ancora, quanto aumenta quello che state facendo voi in campionato? Perché l'avversario è appunto l'Inter. Guarda, lo pensavo guardando la partita, lo pensavo vedendo il risultato, lo pensavo vedendo il cammino in Champions dell'Inter. Bisogna fare i complimenti, come li ho già fatti in passato, e non sono complimenti finti, perché il fatto che una squadra come l'Inter ci stia rappresentando l'Italia in questa maniera deve darci solo lustro e gioia. Ci deve far capire anche che il campione italiano è di livello importante e deve far capire anche che il Napoli, dando del filo da torcere a una squadra come l'Inter, significa che sta facendo veramente qualcosa di straordinario. Questo. Corriere della Sera. Mister, sono qua. McTominay, in relazione alle presenze, è il centrocampista con la media gol più alta, nonostante lei abbia avuto Marchisio, Vidal, giocatori che hanno fatto tantissimi gol. Le chiedo se questa vicenda, questa storia di McTominay è il suo più grande orgoglio a livello tattico nell'aver contribuito a fargli fare così tanti gol. Ma guarda, io ho sempre parlato di dover trovare comunque delle soluzioni, perché vedendo un po' la rosa della squadra ho sempre detto che non trovavi tantissimi gol nei singoli calciatori. Quando c'è questo tipo di situazione che non puoi comunque affidarti a 2 o 3 giocatori che vanno in doppia cifra, devi comunque trovare una cooperativa, no? del gol, e chiaramente trovare delle soluzioni tattiche e soluzioni anche di miglioramento, perché io penso che McTominay oggi è un giocatore nettamente più forte rispetto a quando è arrivato dal Manchester United, altrimenti non penso che il giocatore stesso si sente un giocatore molto più completo, con molte più conoscenze, che sta raggiungendo anche una fase della sua età importante per decidere un pochettino anche da che parte andare nella carriera, perché fino adesso lui è stato, diciamo, in mezzo, no? Lo United faceva parte dello United, ma non ha mai avuto un ruolo principale, cosa che invece qui a Napoli noi abbiamo dato a lui. È cresciuto tanto lavorando e oggi penso che sia un centrocampista completo, però il miglioramento che ha avuto Scott è un miglioramento che hanno avuto tutti, altrimenti diventa difficile, ribadisco, spiegare il perché noi oggi abbiamo 74 punti. Diario AS. Salve mister. Salve. Parlava di questo rush finale, pensavo al fatto che il Napoli in 34 giornate è stato primo 17 volte, l'Inter 9, quindi quasi il doppio dell'Inter, l'Atalanta 5.
in relazione a questi ultimi 4 passi di cui parlava domenica scorsa, questo dato che valore ha? Cioè, la sua squadra comunque per la metà del campionato è stata da sola in vetta alla classifica. Cosa vuol dire questo ora che mancano 4 passi? Guarda, è quello che ho sempre detto, che comunque noi siamo stati costanti. Ci sono stati magari dei periodi dove hai fatto 7 vittorie consecutive. C'è stato un periodo dove hai avuto la sconfitta, hai fatto dei pareggi e vittorie, ma alla fine c'è stata una costanza. Se vuoi rimanere nelle parti alte della classifica devi comunque essere costante nel risultato. È inevitabile che questo è un dato effimero, perché poi alla fine a me hanno insegnato che non conta come parti, ma conta come arrivi. O non conta se durante il percorso sei primo, conta come tagli il traguardo finale. E noi abbiamo l'opportunità, ripeto, di fare qualcosa di veramente bello e inatteso. Al tempo stesso sappiamo che la concorrente, l'avversario, è un avversario fortissimo che però noi ci siamo, l'abbiamo dimostrato e vogliamo continuare a farlo, sapendo che mancano 4 partite. Grazie a tutti. Okay.